Dopo 3 giorni di agonia, Cesare Zilio, l'architetto di 36 anni di Borso del Grappa, travolto da una slavina il giorno di Pasqua in Alto Adige, figlio di un assessore di Bassano, ha donato gli organi. Ritrovato a Cartura dopo una settimana il corpo senza vita dell'anziano scomparso da casa giovedì scorso dopo essere uscito per andare a raccogliere bruscandoli. Ieri la veglia di preghiera, oggi l'ultimo addio, la comunità di Valbrenta stretta intorno alla famiglia del ristoratore che si è tolto la vita mezz'ora prima dello sfratto dal suo locale. Birreria al posto di un centro per disabili con fondi regionali, 11 anni dopo tutti assolti per lo scandalo di Cadela Rovinia, la figlia di Remo Sernagiotto sulla tomba del papà. Grave un automobilista di 35 anni finito contro un tir, fermo in coda in A4 tra Latisana e Porto Gruaro, la macchina è rimasta incastrata sotto il tir, pesantissime le ripercussioni sul traffico. I gioielli di un'anziana spariscono da casa dopo la riparazione di un letto denunciato dai carabinieri, un artigiano 44enne recuperata la refurtiva. Depositata la proposta di legge promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social network dai minori di 14 anni, l'annuncio dello stesso presidente. Il conflitto nel Golfo Persico, l'annuncio dello stop ai bombardamenti fa calare il prezzo del petrolio ma non dei carburanti alla pompa, in calo le prenotazioni per viaggi a lungo raggio. Claudio Baglioni riceve il premio ambasciatore della bellezza a Palazzo Balbi, la mia prima volta a Venezia, racconta, fu deludente. A giugno aprirà il suo tour in piazza San Marco. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura purtroppo non ce l'ha fatta, è morto Cesare Zilio, l'architetto 36enne travolto a Pasqua da una slavina in Alto Adige. Dopo 3 giorni di agonia non ce l'ha fatta Cesare Zilio, l'architetto 36enne travolto la domenica di Pasqua da una slavina mentre stava salendo verso Cimagrava in Val di Vizze in Alto Adige. Originario di Borso del Grappa, viveva e lavorava a Bassano, grande appassionato della montagna, aveva gli sci ai piedi quando la valanga si è abbattuta su di lui, trascinandolo per centinaia di metri. Immediato l'allarme, il 36enne era stato ritrovato dai soccorritori sotto 1,5 metri di neve in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione era stato egli trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano. Qui è rimasto appeso a un filo fino alle scorse ore, quando il cuore non ha più retto. Cesare Zilio era figlio dell'assessora ai servizi sociali di Bassano del Grappa Francesca Busa, che si era subito recata domenica sera, appena ricevuta la notizia dell'incidente, assieme al marito e all'altra figlia, al capezzale del giovane. La notizia della morte di Zilio, l'ennesima vittima della montagna, ha lasciato tutti senza parole. Stimato e apprezzato professionista, chi lo conosceva sapeva del suo amore per lo sport e la vita all'aria aperta, dalle maratone allo sci, alle scalate, alle immersioni. E prima di andarsene, un ultimo enorme gesto di generosità. Continuerà a esistere perché i suoi organi sono stati donati e potranno ancora vivere e pulsare in altri corpi che avranno altri nomi, un altro colore di occhi, un altro modo di camminare, ma in loro vibrerà ancora tutta l'energia di Cesare Zilio. E nei cuori di chi l'ha amato resterà la bellezza del suo sorriso pulito e contagioso dall'alto di una montagna imbiancata di neve. Un dolore composto, fatto di silenzio e di ricordi, a Vaglio di Roncade, paese d'origine della mamma e dove il piccolo Mattias Tonti, 12 anni, trascorreva le vacanze, resta lo sgomento per una tragedia avvenuta sulle piste da sci di San Martino di Castrozza. A Vaglio di Roncade, dove era solito trascorrere le vacanze dalla nonna, oggi c'è un'atmosfera di profondo raccoglimento, un clima che accompagna il dolore per la scomparsa del piccolo dodicenne Mattias Tonti. Il giovane ha perso la vita dopo il grave incidente sugli sci avvenuto sulle piste di San Martino di Castrozza in Trentino. Mentre stava affrontando una discesa è caduto violentemente, battendo la testa contro la neve. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha lottato per giorni, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La mamma, originaria di Roncade, ha vissuto a Vaglio e per anni ha lavorato alla Ghirada di Treviso. Un legame profondo con questo territorio dove Mattias tornava spesso e dove oggi in tanti lo ricordano. Dopo giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato, ma proprio nel momento più difficile i genitori hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di straordinaria generosità che trasforma il dolore in speranza per gli altri. Una vita troppo breve, ma capace di lasciare un segno.
E la morte di Alessio Nicolas Popa, il 21enne scivolato nell'astico il giorno di Pasquetta. I funerali si terranno nella chiesa ortodossa di Loreggia domani pomeriggio. Sarà la chiesa ortodossa di Loreggia a ospitare domani alle 14:30 i funerali di Alessio Nicolas Popa, il 21enne di Borgoricco morto il pomeriggio di Pasquetta dopo essere scivolato in Contrapria ad Arsiero nelle gelide acque del torrente Astico. Un incidente è avvenuto mentre il giovane stava trascorrendo un giorno di festa con un gruppo di amici. Erano le 17:30 quando Alessio Nicolas è scivolato sulle rocce battendo la testa e cadendo in acqua sotto gli occhi degli amici che subito hanno avvisato i soccorsi. Rintracciato e tratto a riva dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per il 21enne non c'era ormai più nulla da fare. Dopo il nulla osta arrivato dall'autorità giudiziaria berica, il funerale, che per volere della famiglia sarà un saluto doloroso ma grato per la vita di un ragazzo che si era fatto voler bene dalla mamma e dal papà, dal compagno della mamma e dalla sorella, ma anche dagli amici. Era affezionato ai genitori, a tutti e due, tanto. È un ragazzo che ha finito gli studi e ha trovato subito lavoro. L'hanno preso al primo colpo. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere. Nella casa di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa viveva con mamma Gina e Marius, grande il dolore per una morte difficile da accettare. Dopo gli studi, il 21enne aveva iniziato a lavorare alla nuova Ompi di Piombino Dese. Alla famiglia si sono stretti anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, e l'amministrazione comunale. Prima del funerale, nella chiesa ortodossa, sarà allestita una camera ardente per chi vorrà porgergli un ultimo saluto. La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte dell'operaio di origine moldava di 52 anni precipitato da circa 20 metri mentre smontava un ponteggio nell'area dell'ex zuccherificio di Portoviro. Indagati il datore di lavoro e 2 preposti con l'ipotesi di violazioni delle norme sulla sicurezza, sequestrati il ponteggio, l'area e gli indumenti della vittima per consentire gli accertamenti tecnici, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo per chiarire le cause del decesso. Ed è stato ritrovato a Cartura nel Padovano dopo una settimana il corpo senza vita dell'anziano che era scomparso da casa giovedì scorso dopo essere uscito per andare a raccogliere erbe selvatiche. Le speranze di ritrovare in vita l'85enne di Albignasego, scomparso da giovedì scorso dopo essere uscito di casa per raccogliere bruscandoli, sono finite intorno alle 13, quando il corpo dell'anziano è stato individuato dai soccorritori che da giorni lo stavano cercando lungo l'argine del canale Vigenzone, nella frazione di Cagnola di Cartura. È qui che era stata trovata la sua auto, parcheggiata vicino al canale, nella zona industriale, a pochi metri da dove poi era stato rinvenuto il secchio che aveva l'uomo ancora pieno di erbette selvatiche. La vittima, Dino Garbo, residente a Carpaneto di Albignasego, era uscito di casa giovedì 2 aprile al mattino per raccogliere bruscandoli. Alla sera i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme ed è subito scattato il piano ricerca di persone scomparse della prefettura. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il canale Vigenzone, sono stati impiegati anche droni, mentre a terra non si sono mai fermate squadre della protezione civile e della polizia locale. Quasi sicuramente l'uomo è scivolato sulle sponde ripide dell'argine finendo in acqua, forse è inciampato o forse ha avuto un malore. Il corpo è stato notato attorno all'ora di pranzo a pochi metri dalla sua auto. Sul posto i carabinieri per il recupero della salma che verrà riconsegnata alla famiglia per fissare la data dei funerali. Ieri la veglia di preghiera, oggi l'ultimo saluto al ristoratore che si è tolto la vita mezz'ora prima dello sfratto dal suo locale. Alla famiglia si stringe l'intera comunità della Val Brenta. Gino, ti capisco, anche tu volevi scappare dalla tua vita. Bastava che aspettassi un attimo
Un dialogo a cuore aperto, quello che Don Francesco Ferronato, parroco di San Nazario, ha intavolato con Gino Secco durante l'omelia nel funerale del ristoratore 79enne che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo per i troppi debiti che gravavano come un macigno su di lui e la famiglia. L'ha fatta finita mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto ed era stato proprio Don Francesco tra i primi a trovare il corpo ormai senza vita di Secco nella sua abitazione in pieno centro paese. Gremita la chiesa per l'ultimo saluto a una persona che per decenni ha animato il cuore di San Nazario con la sua trattoria che attirava clienti da mezzo Veneto. Gino, quanta gente hai accolto dentro, sopra, davanti alla piazza. Io dovevo passare attraverso i tavolini per entrare a casa, no? Perché? Perché tu facevi da mangiare bene, perché ti conoscevano tutti, perché era bello venire qua e gustarsi la piazza, gustarsi un po' di serenità, perché erano capaci di fare questo sta gente qua. Che bello. C'è così tanto affetto nelle parole di Don Francesco, così tanta tristezza per la perdita di Gino Secco, di così tanta rabbia per una morte così terribile. Grazie, Gino, per la tua messa sui tavoli della trattoria da Gino, per tutti i poveri cristi che siamo e che continuiamo ad essere noi. Grazie. Una comunità che si è stretta in chiesa attorno ai familiari del ristoratore e che martedì sera si era riunita in una veglia in ricordo di Secco. Un momento intenso con il fratello Fabio e la nipote Marion, arrivati da Strasburgo, dove vivono, che hanno cantato la canzone preferita del 79enne, una struggente versione di Zombie dei Cranberries per ricordare tutta la passione per un lavoro che tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto. Un centro per disabili con fondi regionali, 11 anni dopo tutti assolti per lo scandalo di Cadela Robini a Nervesa della Battaglia, la figlia di Remo Sernagiotto sulla tomba del papà. 11 anni di sofferenze, di rabbia, un incubo che ha travolto e stravolto la famiglia Sernagiotto. La notizia è piombata nella loro abitazione, assolti tutti dall'accusa di corruzione. Gloria è andata in cimitero a trovare il papà, una vittoria, ci racconta, che non posso festeggiare con lui. Le emozioni sono state molto contrastanti, un misto di rabbia e di gioia, di liberazione per la fine di un incubo, ma la rabbia è tanta e francamente per me prevale oggi sulla soddisfazione, perché 11 anni sono tanti, perché è una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, vuol dire che per 11 anni abbiamo parlato di nulla, però per noi sono stati un incubo, non perché avessimo mai avuto alcun dubbio sull'innocenza di mio padre, ma perché i leoni da tastiera, la gogna mediatica, le sentenze sui giornali erano state scritte già 10 anni fa. Rimbombano le parole utilizzate da Remo Sernagiotto nel 2017, nel pieno del terremoto giudiziario: male non fare, paura non avere. Lui aveva voglia di difendersi nelle aule di un tribunale, aveva voglia di raccontare la sua verità, non gli è stato permesso e io sono convinta che il suo cuore lo abbia tradito anche per la grande sofferenza e delusione che tutto ciò gli ha provocato. Gloria parla, racconta del papà e del suo rammarico. A volte io mi sono sentita impotente per non essere riuscita a stargli vicino come forse aveva bisogno per riuscire ad affrontare con più serenità questo percorso che per lui è stato molto doloroso e che si è concluso nell'epilogo peggiore, cioè lui è morto prima di sentirsi dichiarare innocente. A toccare il cuore di Gloria l'aspetto umano di una vicenda tanto dolorosa. Mi limito solo a dire che questi 11 anni non ce li ridarà nessuno, mio padre purtroppo non ce lo ridarà nessuno e il sistema della giustizia oggi prevede che nessuno pagherà per tutto quello che noi abbiamo subito in questi 11 anni e questo non va bene. Mattinata di caos lungo l'autostrada A4 a causa di un grave incidente che si è verificato intorno alle 8:10 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Un'auto ha tamponato violentemente un mezzo pesante fermo in coda, finendo incastrata sotto il camion. Il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Si trova in condizioni critiche, è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero
elicottero, pesantissime le ripercussioni sul traffico, circolazione bloccata in direzione Venezia, ingresso chiuso alla Tisana e lunghe code fino a San Stino di Livenza. Un secondo tamponamento ha aggravato ulteriormente la situazione. I gioielli di un'anziana spariscono da casa dopo la riparazione di un letto denunciato dai carabinieri, un 44enne. Velo d'Astico, una settantenne si presenta ai carabinieri per denunciare la sparizione di alcuni gioielli custoditi nella sua camera da letto. La vittima manifesta fondati sospetti nei confronti del dipendente di una ditta che qualche giorno prima era andato a casa sua per eseguire la riparazione di un letto. Le indagini dei carabinieri chiudono il cerchio attorno al sospettato. I militari infatti identificano l'autore del furto proprio nel 44enne, risultato essere colui che materialmente aveva effettuato la riparazione. I militari sono riusciti a rintracciare e recuperare l'intera refurtiva. I gioielli in oro, per un valore di circa 2.000 euro, erano già stati venduti dall'indagato in un compro oro di Thiene. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Raid vandalico all'1:30 di notte a Punta San Giuliano a Mestre. Vediamo cosa è successo. È stato un atto vandalico deliberato, quindi non si riesce a capire il senso di questa cosa. Non sei venuto qua a rubare, non sei venuto sei venuto qua a fare danni. Non si spiega il perché del gesto. Il titolare del bar-ristorante di Punta San Giuliano, le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso un giovane che, zainetto in spalla, è salito sulla terrazza del Carinzia Club. Indagano le forze dell'ordine se con lui ci possano essere state altre persone. Hanno preso le imbarcazioni, le hanno rovesciate in acqua con i carrelli, sono entrati nei palloni da tennis, hanno messo le sedie per bloccare gli ingressi in modo tale che il pallone si sgonfiasse e cascasse giù tutto rovinato. Qui da noi in particolare sono saliti in terrazza, hanno sradicato i LED, le luci, sono entrati nel magazzino, hanno aperto tutti i congelatori, sradicato le spine, rotto tutto e buttato tutti i prodotti per terra. I canottieri hanno cercato per tutto il giorno le canoe disperse e affondate in laguna, così come i carrelli su cui erano posate. Il tennis club sta eseguendo le valutazioni di sicurezza per confermare che, nonostante il pallone che copre il campo sia stato per diverse ore aperto, sia statico e sicuro. Al bar invece si fa la conta dei danni. Le attrezzature, le cose eccetera ci servono per lavorare. Adesso che è iniziata la stagione diciamo che non si comincia bene, ecco, dobbiamo riallestire tutto quanto. L'intrusione dei ragazzi nel momento stiamo ancora verificando, però hanno fatto una serie di atti vandalici abbastanza gravi e pesanti. Un fatto che fa riflettere anche sui sistemi di sicurezza dell'area. Essendo una zona leggermente distaccata eccetera, è un po' terra di nessuno la notte, quindi anche da quel punto di vista implementare la sicurezza sicuramente aiuta. Depositata la proposta di legge statale promossa dal governatore Stefani per vietare l'uso dei social ai minori di 14 anni. È stato depositato qui in Consiglio regionale la PDL ovviamente di legge statale, quindi un disegno di legge statale che ovviamente parta dal Consiglio regionale. Ovviamente la Costituzione ammette questa possibilità e vuole dare un segnale molto chiaro. Da Palazzo Balbi arriva l'annuncio della proposta di legge statale promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, depositata in Consiglio regionale. Io penso che i social oggi siano un ambiente pericoloso, un ambiente pieno di pericoli, dove si annida cyberbullismo, dove si annidano giudizi anche anonimi nei confronti di ragazzi che non hanno la maturità sufficiente per poter rispondere. L'esplosione dei disturbi alimentari è anche legata ai social, l'esplosione del disagio giovanile è anche legato ai social, senza considerare, senza dimenticare, scusate, anche immagini violente, esplicite che quotidianamente vengono proposte nei social network, e un ragazzo di 11 anni, 12 anni non ha la maturità sufficiente per poter affrontare un giudizio critico nei confronti di queste immagini e di questi video. Stefani ha poi commentato l'annuncio degli Stati Uniti di una tregua di 2 settimane con l'Iran, auspicando si trovi quanto prima una soluzione, ma soprattutto annunciando come il governo italiano e anche la regione stiano lavorando.
Il governo è al lavoro per provvedimenti urgenti, ovviamente non possiamo che essere felici e soprattutto sollevati della notizia di questa notte, cioè della tregua, e vogliamo assolutamente sperare che questi giorni servano a far sì che questo conflitto finisca e ovviamente d'altra parte, da parte delle istituzioni, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per affrontare questa sfida. Ovviamente la Regione del Veneto farà il suo, l'abbiamo già fatto tra l'altro in maniera anche previdente per quanto riguarda il bilancio di previsione. È chiaro che ovviamente le misure emergenziali poi sono di carattere governativo, so che il governo è al lavoro e ci sono riunioni anche in questi minuti ovviamente per provare a trovare delle soluzioni a questa situazione. Ed il prezzo del petrolio dopo la tregua tra Stati Uniti ed Iran, calato a livello generale, non ha prodotto però alcun effetto sul prezzo dei carburanti alla pompa. Sappiamo che il petrolio è diminuito sotto i $100 a barile, però come si immaginava sicuramente l'effetto sulle pompe di benzina e sul prezzo finale non è ancora avvenuto. Ci auguriamo che le compagnie intervengano quanto prima. Gli economisti lo chiamano effetto razzo piuma, i prezzi che schizzano come un razzo nel momento di tensione ma poi scendono molto lentamente, e in effetti la situazione alla pompa nella giornata odierna non era molto diversa da quella registrata nelle ultime 24 ore, nonostante l'agognata tregua di 2 settimane tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, con il diesel che viaggia tra i 2,2 e i 2,3 euro al litro, nelle pompe Eni, dove il prezzo al litro era di poco superiore ai 2 euro, il carburante continua a non essere disponibile. Sono scelte commerciali di alcune compagnie petrolifere. Come diciamo spesso, il prezzo lo gestisce direttamente la compagnia e quindi a seconda delle compagnie e le strategie che utilizzano aumentano o diminuiscono i prezzi, e quindi dipende da loro. La cosa che a noi ci stupisce soprattutto è che nel momento in cui c'è stato il decreto sulla diminuzione delle accise era stato chiesto alle compagnie petrolifere di pubblicizzare il prezzo che loro dicono consigliato. Questo non è mai avvenuto. Questo avrebbe permesso anche ai controlli della finanza, che sicuramente sono importanti e quindi vengono anche contestualizzati, avrebbero avuto una visione molto più coerente di quello che sta succedendo sul mercato della benzina. Interessante capire l'origine di questa riduzione di prezzo, continua Convento. Cosa che un po' ci stupisce è il fatto della marginalità che effettivamente c'è su questo prodotto, perché se alcune compagnie riescono a contenere il prezzo e altre non riescono a contenerlo, visto che solitamente sono abbastanza livellati i prezzi, cambia di qualche centesimo / millesimo, se c'è questa differenza tra una compagnia e l'altra vuol dire che c'è una marginalità abbastanza alta per riuscire anche a contenere i prezzi anche in futuro. Nei prossimi giorni è ragionevole prevedere un calo del costo dei carburanti, ma a preoccupare resta il lungo periodo. La preoccupazione è grande anche perché gli attacchi sono stati fatti in alcune raffinerie dove sicuramente ci vorranno mesi se non anni per portarli di nuovo a regime, e il fatto che sia diminuito questo introito del prodotto può creare dei problemi, però io penso che abbiamo delle scorte sufficienti per sopperire e quindi superare il momento. Dobbiamo capire fra 2 settimane cosa succede. E i costi del carburante, la situazione internazionale sta avendo effetti anche nel settore del turismo. La guerra in Medio Oriente e l'innalzamento dei costi del carburante stanno frenando le prenotazioni dei viaggi, soprattutto all'estero. Alcune compagnie aeree hanno già preallertato una situazione di disagio. Le difficoltà oggettive potrebbero rivelarsi che alcune tratte potrebbero essere cancellate, perché non essendoci sufficiente carburante devono riorganizzare la programmazione dei voli e quindi è probabile che qualche tratta venga cancellata. Al momento non ci sono cancellazioni di viaggio o tratte, ma i prezzi dei voli aerei si sono alzati. Oggi chi acquista un pacchetto di viaggio, cioè il turismo organizzato, il classico pacchetto di vacanza, e quindi con l'utilizzo dei voli charter, è molto più tutelato e garantito, perché i costi sono stati predefiniti dall'organizzatore e quindi anche l'ospite, il potenziale cliente che fruisce di questi servizi, è tutelato per il momento, anche per quanto riguarda l'aggravio dei costi, dell'aumento dei costi carburante. Si comincia a registrare anche un calo delle prenotazioni. In questo momento oggettivamente un calo c'è, nel senso che abbiamo più una richiesta di informazioni
e la preoccupazione di capire come evolvono le situazioni. Nelle agenzie di viaggio la percezione è quella di una moderata cautela da parte dei turisti che in vista dell'estate sembrano prediligere la zona del Mediterraneo. C'è una fetta abbastanza importante che riguarda un 20-30% della clientela che ama comunque il lungo raggio. Oggi quelle prenotazioni sono in parte in stand-by, ma non è che non siano fruibili, lo sono nella stessa ugual maniera con una differenza. La differenza è legata al fatto che non potendo utilizzare Dubai, Abu Dhabi, l'Oman come punto di riferimento per il passaggio degli aeromobili sulla parte ad oriente, si utilizzano altri scali e questo comporta un aggravio di tempi di viaggio. Claudio Baglioni riceve a Venezia il premio Ambasciatore della Bellezza. A giugno il suo tour partirà proprio da Venezia, da Piazza San Marco. La bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata, però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno, e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno i primi, le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. È Claudio Baglioni quest'anno a ricevere a Palazzo Balbi il titolo di Ambasciatore della Bellezza, conferito dal Festival della Bellezza, giunto alla 13ª edizione, e dalla Regione Veneto. Un riconoscimento alla memoria del critico d'arte Filippo Daverio, che contribuì all'ideazione del festival nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale. Baglioni sarà protagonista del festival con i 2 concerti d'apertura, Grand Tour La Vita è Adesso in Piazza San Marco il 29 e 30 giugno, e racconta come la sua prima esperienza in città, al Lido di Venezia, agli inizi della carriera, non fu proprio tra le migliori. È normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, e in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. Un artista che riesce a unire le generazioni, spiega il governatore Stefani, che porta nel cuore una canzone in particolare, La Vita è Adesso. È una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo, e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte. Eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network, copro il nome perché è giusto, e ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto e che mi è stato dedicato, e che porto ovviamente tra i ricordi più belli, e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale, capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo, e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi. Una storia ora lunga 8 anni, quella di un cane sparito a Cittadella 8 anni fa, ritrovato dalla polizia locale a Sandrigo e restituito alla proprietaria. Si intravedono gli occhi luminosi del meticcio nero che dopo 8 anni torna dalla sua legittima proprietaria. È il risultato di un intervento della polizia locale nord-est vicentino, coadiuvata dal servizio veterinario dell'Ulsotto Berica, che ha permesso il recupero di numerosi cani randagi a seguito di segnalazioni che giravano nei pressi del campo nomadi di Sandrigo, tra cui lui sottratto 8 anni fa da un'abitazione di Cittadella. Contattata telefonicamente dagli agenti, la legittima proprietaria ha potuto riabbracciare il suo fedele compagno dopo un'assenza particolarmente lunga.
Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre l'appuntamento con il nostro meteo e le notizie appunto del tempo sul nord-est. Arrivederci.